Saluti ai nostri telespettatori, nuova puntata di Tema, ospite dello studio di Teleacras è Carmelo Sardo. Buonasera. Giornalista Mediaset, scrittore, giornalista originario di Agrigento, che sicuramente necessita di poca presentazione verso i tanti agrigentini e non solo che seguono e ascoltano l'odierna puntata di Tema. Domenica 23 settembre 2012, subito dopo il telegiornale di Canale 5 delle ore 20, quindi intorno alle 20:30, è in onda uno speciale dopo il TG5. Si tratta di una occasione di approfondimento di alcuni temi affrontati e trattati nel corso del telegiornale. In particolare il tema di domenica 23 settembre è Fine pena mai. Protagonista dello speciale, curato in particolare da Carmelo Sardo, è un ergastolano d'eccezione, un agrigentino, un empedoclino, Giuseppe Grassonelli. Presentalo tu stesso, Carmelo Sardo. Chi è Giuseppe Grassonelli, inteso Pippo Grassonelli? Era il 21 settembre 1986, nell'ambito di una faida cruenta a Porto Empedocle si scatenò quella che viene ribattezzata poi come la prima strage di mafia della provincia di Agrigento di Porto Empedocle. In via Roma, al tavoli del bar albanese, stavano sedute diverse persone a prendere il gelato. C'era radunata anche la famiglia Grassonelli e c'era anche Giuseppe, aveva 20 anni allora. Un comando di sicari, questa storia che ormai abbiamo purtroppo imparato tutti, quelli che abbiamo operato in questa provincia martoriata. C'era la famiglia Grassonelli e un comando sterminò la famiglia Grassonelli, uccise 6 persone, uccise il vecchio Giuseppe Grassonelli che era il nonno di Giuseppe Pippo Grassonelli, uccise lo zio di Pippo Grassonelli, Luigi Gigi Grassonelli, e morirono anche persone innocenti. Pochi forse ricordano, o forse addirittura sanno, che in quella strage Giuseppe Grassonelli, allora ventenne, rimase ferito a un piede e rimase vivo per miracolo, perché uno dei killer lo braccò. Lui si nascose sotto a una macchina, riconobbe la voce del suo killer, del suo carnefice, rimase veramente vivo per miracolo, perché dall'auto dei killer cominciavano a urlare: sali, dai, sali, lascialo perdere, non lo troviamo, no, lo devo ammazzare, se lo lascio vivo quello. Ebbene, rimase vivo per miracolo Giuseppe Grassonelli e pianificò la sua vendetta scientemente. Giuseppe Grassonelli oggi ha 47 anni. Ha trascorso qualcosa come 20 anni di carcere, 15 di isolamento, 15 di 41 bis, 4 di isolamento e adesso è un detenuto S1 di alta pericolosità. Non si è mai pentito, tra virgolette, nel senso che non è mai diventato un collaboratore di giustizia. In carcere è diventato, credetemi, quello che si dice un detenuto modello. Io l'ho incontrato. Vi risparmio come sono riuscito a ottenere questo, prima un colloquio con lui e poi l'autorizzazione a una lunga intervista televisiva. Gran parte di questa intervista è in onda nel dopo TG5, in questa puntata Fine pena mai, e in questa intervista Giuseppe Grassonelli si apre non tanto e non solo col giornalista, ma col giornalista Carmelo Sardo, che lui conosceva sin da quei tempi. Una delle prime cose che Giuseppe Grassonelli mi ha confessato in carcere, e questo a te che mastichi molto bene questi temi, è stata quella di rivelarmi che inconsapevolmente io a quel tempo, che facevo il cronista a Teleacras, ero il suo agente segreto. Mi disse così, per un po' io rimasi lì quasi paralizzato, inebetito da questa espressione, e lui mi fa: no, non ti preoccupare, ti spiego meglio. Quando io andavo a commettere un crimine, tornavo poi a casa o nel mio covo, nel mio rifugio, la prima cosa che facevo è mi sintonizzavo su Teleacras e tu, che facevi il cronista di nero, da te io apprendevo quello che era successo, e cioè se la mia vittima predesignata era morta, se era rimasta ferita e soprattutto dove indirizzavano le immagini i carabinieri e la polizia. Cominciò tutto così. E si è affidato e confidato in questa intervista e mi ha raccontato tutti i retroscena di quella cruenta guerra di mafia che insanguinò la provincia di Agrigento, e soprattutto mi ha raccontato chi è diventato oggi Giuseppe Grassonelli. Adesso, lungi da me qualunque tipo di atteggiamento, come dire, nei suoi confronti di complicità, io sono di fronte a un detenuto pluriergastolano, pluriomicida, che ha ammesso le sue colpe
e che a un certo punto dice, dopo 20 anni di carcere, io mi sento un uomo nuovo, un uomo. E siccome io sono sempre stato abituato a concepire il carcere come la possibilità che debba essere offerta a chi ha sbagliato di essere recuperato, perché come dico sempre, e come ho anche affrontato questi temi, come sai ne abbiamo parlato in altre occasioni nel mio romanzo Vento di Tramontana, se la detenzione in Italia serve per rieducare e recuperare e riabilitare, esatto, l'uomo che sbaglia, perché allora non prendere come modello, ed è quello che è accaduto con questa intervista, uno come Giuseppe Grassonelli, che in un momento storico ben preciso ha fatto quello che ha fatto, che ha 20 anni di durissima prigione alle spalle e che non è mai uscito neanche per un'ora di permesso. Peraltro un'esistenza anche in carcere travagliata da avvenimenti particolarmente dolorosi, ad esempio il suicidio del padre Salvatore nel carcere di Secondigliano a Napoli. Nonostante ciò ha studiato filosofia, si è anche laureato ed è prossimo anche a scrivere un libro. Ecco, queste sono cose, ti vedo, non avevo dubbi, molto preparato, e premetto che non ci siamo messi d'accordo su nulla con Angelo, ma insomma Angelo ormai non ha bisogno veramente che venga indottrinato in queste cose, lo dico fuori da facili piaggerie. Giuseppe Grassonelli è un uomo di 47 anni che oggi affronta con una lucidità straordinaria tutto il suo passato. Non rinnega nulla, laddove per rinnegare si debba intendere nel suo caso che lui racconta come ha pianificato scientemente la sua vendetta. Lui fa un ragionamento che qui vi posso tranquillamente non solo anticipare, ma anche spiegare, se mi permettete. Prego. Lui a un certo punto dice: era il 1986, io avevo 20 anni e non sapevo chi fosse il nostro nemico, il nemico della mia famiglia, perché lui non era un mafioso, laddove per mafioso si debba intendere il punciuto, l'affiliato. Sì. Lui era un ragazzo di 20 anni che non sapeva completamente nulla di cosa fosse la mafia, di cosa fossero le guerre di mafia. Da quel momento lui prende coscienza, ripiegando, come dice lui, in Germania, perché lo volevano morto, prende coscienza di quello che sta accadendo nella sua realtà e pianifica la vendetta. Alla mia domanda, la domanda di un giornalista che tutti gli avrebbero rivolto: ma perché non denunciare? Perché non rivolgersi allo Stato, alle istituzioni? Ebbene, Giuseppe Grassonelli fa un ragionamento dal suo osservatorio che ha una sua logica, dal suo punto di vista ovviamente. E cioè lui dice: in quel momento storico lo Stato parlava alla mafia ammiccando ad essa, usa proprio questa espressione. Ricordiamoci che è il periodo in cui due giudici come Giovanni Falcone e Paolo Borsellino sono costretti a ripiegare in un'isola, super protetti, in un'aula bunker di un'isola, per poter istruire il maxi processo. Allora dice: io credevo nella cerbezza dei miei 20 anni che a quel tempo la mafia e lo Stato fossero la stessa cosa, e credevo che non avesse la maturità lo Stato di poter proteggere un suo figlio, per quanto figlio di una famiglia chiacchierata, di una famiglia difficile. Per questo ho fatto quello, ma dice: oggi, 20 anni dopo, io mi affiderei ciecamente alle istituzioni, allo Stato. Peraltro sono gli anni che la stessa scelta quasi obbligata per mancanza di fiducia nei confronti dello Stato, nel senso della protezione da parte dello Stato, si tratta quasi della stessa scelta che pongono in essere anche altri boss di calibro nell'Agrigentino. Ad esempio Giuseppe Falsone, che poi sarebbe stato il capo di Cosa Nostra Agrigentina tra il 2003 e il 2010, poi arrestato a Marsiglia. È mafioso dalla sera quando nel 91 a Campobello di Licata il comando pilotato da Pippo Grassonelli con Killer, Avarello e Croce Benvenuto, Canicattì e Palma di Montechiaro uccidono il padre di Giuseppe Falsone e il fratello Angelo. Così anche Maurizio Di Gati è mafioso dalla sera della prima strage di Racalmuto, quando cade nella piazza principale del paese tra gli altri morti anche il fratello Diego Di Gati. Falsone, Di Gati, Pippo Grassonelli, mafiosi per necessità, mafiosi per soddisfare la propria brama di vendetta.
Ecco, hai detto bene. Io sento il dovere di chiarire una cosa. Giuseppe Grassonelli, pur ammettendo le proprie responsabilità, non ha mai esplicitamente detto ho ucciso Tizio, ho ucciso Caio, ho ucciso Sempronio. Lui dice sempre, e lo ribadisce spesso nell'intervista, ho pianificato la mia vendetta. Chiarisce, se mai ce ne fosse bisogno, ed è la prima voce dall'interno che lo dice, non da collaboratore, perché lui non si è mai pentito, ricordiamolo, chiarisce per la prima volta, secondo me, che cos'è stata la Stidra. Chiarisce che a un certo punto le alleanze fioccano per necessità, hai detto bene, e cioè i Grassonelli a Porto Empedocle avevano un problema da risolvere, ne avevano un altro i Croce Benvenuto e i Calafato a Palma di Montechiaro, ne avevano uno da risolvere gli Avarello. Le alleanze nascono spontanee, fisiologiche. La Stidra, come dice lui nell'intervista, significa stigiare in agrigentino, tagliare i rami secchi da un albero, potarli. Ma questi erano uomini fuoriusciti da Cosa Nostra, che Cosa Nostra posa i posati, che a un certo punto, ed è l'errore clamoroso che fa Cosa Nostra dal loro osservatorio, uniscono le forze. Perché? Perché Pippo Grassonelli mi dice a un certo punto, io da solo non avrei mai potuto pianificare la mia vendetta, avevo bisogno degli alleati. Per questo scambio di manovalanza... A Porto Empedocle lo uccidono i killer di Gela, gli Ianni, in trasferta. Infatti, non solo, ma per poter garantire questa alleanza c'è uno scambio di manovalanza. È capitato, e questo me lo ha confidato anche fuori da microfono, c'è cose che io non posso dire per ovvie ragioni di segreto anche professionale, deontologico. Certo. A lui è capitato di dover fare anche degli omicidi in trasferta, magari di gente che non sapeva esattamente chi fosse, ma che sperava, mi racconta, che fosse quello che gli avevano descritto, e cioè comunque un elemento di Cosa Nostra, perché lui rivendica sempre di non aver mai ucciso un innocente, laddove per innocente si intenda uno che insomma non c'entrava completamente nulla. Prima hai citato un caso, c'è una pagina dolorosa nella vita tormentata e delittuosa di Giuseppe Grassonelli, la morte del padre. Guarda, lui mi ha detto una cosa che io non sapevo neppure e che forse non sai neanche tu. Giuseppe Grassonelli è stato nella stessa cella col padre per quasi 3 anni, messi apposta insieme in un carcere. Pippo mi ha detto che stare in cella con il padre è una delle cose più penose, tra virgolette, che possano esistere, come autospecchiarsi nel fallimento delle proprie esistenze. Il padre e il figlio rinchiusi nella stessa cella. Poi probabilmente c'è da aggiungere, ma questo lo deduco io dal giornalista, che probabilmente li hanno messi insieme nella speranza che uno dei due si decidesse a collaborare con la giustizia, cosa che nella famiglia Grassonelli non è mai accaduta. E a un certo punto, quando li separano, il padre subisce un primo infarto. Non viene curato, secondo le aspettative della famiglia, per come avrebbe dovuto essere curato. Mi racconta Giuseppe che resta in carcere, lo curano in qualche modo in carcere, ma lui subentra in lui da depressione e a un certo punto decide di togliersi la vita. Ed è una pagina dolorosa, per come è facile immaginare per chiunque abbia vissuto una pena del genere del proprio genitore, ma immaginarla in un ambiente dove i suicidi stanno diventando una piaga sociale terribile. E la storia di Giuseppe Grassonelli serve al nostro dopo TG5 anche per questo, per poter affrontare il tema delle carceri, dei fine pena mai, se è giusto o non è giusto che a chi si redima in carcere bisogna offrire una speranza, la speranza, una chance di poter riacciuffare un pezzetto di vita, che sia un permesso di 1 o 2 giorni, che sia la semilibertà, perché poi, Angelo, e concludo questo ragionamento, non dimentichiamo che noi viviamo in un paese dove sembra che vi siano detenuti di serie A e di serie B, senza per questo nulla togliere alla sacrosanta determinazione del nostro ordinamento giudiziario che prevede la certezza della pena. Però noi siamo un paese in cui ci siamo, tra virgolette, lasciati scappare Cesare Battisti, concediamo i permessi al mostro del Circeo di potersi sposare all'esterno. Sì. Allora io dico,
Riflettiamo, non dico che i Giuseppe Grassonelli di turno meritino così d'emblée la possibilità di farsi. Io invito alla riflessione attraverso questa intervista con Grassonelli, e attraverso questa intervista io offro la possibilità non solo a un detenuto ma all'opinione pubblica di valutare come il carcere possa trasformare le persone. Dicevi prima, Giuseppe Grassonelli è laureando in filosofia all'Università di Napoli, ha scritto un romanzo potentissimo sulla sua storia. Autobiografico. Molto autobiografico, e tutta la sua storia, anche se lui per ovvie ragioni dà nomi diversi ai protagonisti, a tutti i personaggi, ma per chi ha un po' di dimestichezza con i fatti di casa e di Cosa Nostra è abbastanza facile individuarli, ma il messaggio che lui lancia alla fine è un messaggio che, fuori da retoriche facili e da facili demagogie, lui è un messaggio vero in cui dice: io oggi ai miei figli dico, se doveste avere qualunque problema con la giustizia di natura, rivolgetevi alla magistratura, rivolgetevi alle istituzioni, non fate come ho fatto io, perché, dice una frase bellissima che io ho sottolineato, lui dice: io non so se vivere accettando le regole civili significa automaticamente essere felici, ma so con certezza che vivere al di fuori delle regole della società civile porta all'infelicità. È una frase molto bella, trovo. Certo, pregnante. Pertanto, quindi, una occasione di riflessione su Canale 5 tramite lo speciale Fine Pena Mai, una occasione di riflessione sostenuta ovviamente dall'intervento di Carmelo Sardo, che ha intervistato, ha colloquiato con Giuseppe Pippo Grassonelli e dunque anima il tema conduttore dello stesso speciale, ma anche tramite l'ausilio di ospiti in studio di spessore in riferimento al tema trattato. Ad esempio Rita Bernardini, da sempre impegnata insieme a Marco Pannella con i radicali in estenuanti scioperi della fame contro il carcere inteso semplicemente come metodo afflittivo della persona e non riabilitativo. Rita Bernardini fa in un certo senso sempre da contraltare a altri ospiti che devono difendere e tutelare le istituzioni come la magistratura. In questo caso mi riferisco al procuratore aggiunto antimafia di Messina, Sebastiano Ardita, che è stato anche ex vice direttore generale del DAP, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Le battaglie dei radicali sono battaglie assolutamente legittime, sono battaglie democratiche. Io che ho vissuto, tra virgolette, anche se al di qua delle sbarre, quei 9 mesi fatidici della mia vita, seppur come poliziotto penitenziario in servizio militare in un carcere, so cosa significhi stare al di là delle sbarre. Io credo e sono perfettamente convinto che con tutte le prove, con tutte le attenzioni del caso, che il detenuto che si riabilita, che si rieduca, che si redime, passatemi il termine, a questo tipo di detenuto vada offerta una chance, una possibilità. Ecco, la chance in questo caso, quale potrebbe essere? Una libertà vigilata, nel senso, anche parlando con lo stesso Pippo Grassonelli, lui è conscio del fine pena mai, come recita il titolo dello speciale su Canale 5, è conscio che uscirà dal carcere soltanto all'interno di una bara di legno, oppure, ecco, lui ha detto, vi sarebbero altre possibilità, ad esempio? Ma guarda, lui è una persona lui ama Nietzsche, ha i suoi aforismi, gli aforismi di Nietzsche sul comodino della sua cella dove vive recluso da solo, mi ha detto, no? E a un certo punto ha una mia precisa domanda, che è proprio questa che gli avresti fatto sicuramente anche tu. Quando un detenuto fine pena mai vive la sua condanna, ha la consapevolezza appunto che non uscirà mai più dal carcere? Vive quindi di rassegnazione o vive di speranza? A questa domanda Giuseppe Grassonelli ha dato questa risposta, più o meno vado a memoria. Lui dice: la consapevolezza non si acquisisce mai, perché io mi sveglio al mattino e ancora non credo, dopo 20 anni di carcere, che io non uscirò mai. Ma io non mi aggrappo alla speranza, io ho fiducia, che è una cosa diversa.
E a una domanda in cui io gli dico: immagini Grassonelli di rivolgersi al giudice di sorveglianza, che è l'istituzione che dovrà decidere se concedere un beneficio, che sia appunto un permesso, una libertà vigilata come dici te. Dico, cosa diresti al giudice di sorveglianza per convincerlo? Sa cosa risponde Grassonelli a questa domanda? Gli direi che avrebbe un bel coraggio a mettere in libertà uno che ha fatto quel che ha fatto, ma attenzione, il giudice di sorveglianza, lui dice, ha una piattaforma di parametri ben ampia, si può rivolgere al PM, si può rivolgere agli investigatori, si può rivolgere agli assistenti sociali, a tutte le persone che sanno chi è oggi Giuseppe Grassonelli. Ebbene, lui dice testuale: se io rappresento ancora un pericolo per la collettività, è bene che il giudice mi lasci in carcere. Ma se il giudice dovesse avere elementi che lo mettano nelle condizioni di riconoscere che io non sono più un pericolo per la collettività, perché farmi morire in carcere? Ecco, lasciamo stare Grassonelli, immaginiamo che non sia Grassonelli a parlare, dimentichiamo tutto quello che ha fatto. Di fronte a una consapevolezza del genere, riflettiamo. Dico solo questo, dico riflettiamo e fatta salva la certezza della pena, dalla quale non dobbiamo mai rifuggire, se è vero che il carcere deve riabilitare una persona, se una persona diventa quello che è diventato Grassonelli, bisogna offrire una chance? Io mi piacerebbe sentire la tua risposta. Sì, io ritengo che non il giornalista Ruoppolo, un magistrato risponderebbe a Giuseppe Grassonelli che la chance esiste, ossia trasferirsi concretamente dalla parte dello Stato, ossia collaborare con la giustizia. Un caso eclatante della cronaca dell'ultimo periodo: Sonia Alfano e Beppe Lumia che colloquiano in carcere con Bernardo Provenzano e gli paventano in assoluta buona fede la possibilità di pentirsi, di collaborare con la giustizia e quindi di acquisire dei benefici in termini di libertà, di riabbracciare i figli, la moglie, eccetera, eccetera. E poi le tante polemiche che sono seguite perché Sonia Alfano e Beppe Lumia avrebbero oltrepassato le proprie prerogative parlamentari prospettando a Provenzano ciò che non avrebbero dovuto prospettare. Ecco, nel corso del colloquio, questa chance che potrebbe giocarsi Grassonelli, non pentirsi, perché magari a distanza di tanti anni ormai pentirsi nel senso metafisico non ha più senso parlarne, ma la chance del trasferirsi dall'altra parte della barricata, dall'altra parte dello Stato che oggi, a differenza di 20-25 anni addietro, offre davvero protezione. Non dimentichiamo che ad esempio Giovanni Brusca trascorre i Natali e le vacanze pasquali a casa. Rispetto ad una prospettazione di tale chance, come ha risposto, come risponderebbe? Allora, Giuseppe Grassonelli, quando gli ho chiesto, e la domanda non potevo non fargliela, giornalisticamente tu hai davanti un pluriergastolano, pluriomicida, che per la prima volta nella sua vita decide di rilasciare un'intervista e decide di farlo con Carmelo Sardo, a quel punto io mi sono anche sentito in dovere deontologico, responsabilizzato, di porgli tutte le domande che chiunque avrebbe voluto porre. E non poteva mancare la domanda: in quel tempo, quando lui venne arrestato, insieme a lui vennero arrestati i protagonisti di quella truculenta guerra di mafia. Cito due nomi a caso, uno che sparava e ammazzava con lui, Giuseppe Croce Benvenuto, di Palma di Montechiaro. Killer di Livatino. Non solo. Tra l'altro. Ma Giuseppe Croce Benvenuto era veramente un killer. Cioè, attenzione, si deve capire poi l'accezione del termine, laddove per killer si intenda uno a cui si rivolge un altro per dire: vai ad ammazzare quella persona, ti pago. Sì. Giuseppe Grassonelli nessuno mai gli ha ordinato di uccidere qualcuno, lui ha scelto le sue vittime per vendicare la famiglia, ok? E ribadisco, questo non significa che io lo stia assolvendo, è a scanso che io ci stiamo facendo un ragionamento dentro un ragionamento. Ebbene, io ho chiesto: Grassonelli, Giuseppe Croce Benvenuto, appena arrestato, un mese dopo si è, virgolette, pentito, ha deciso di collaborare con la giustizia. Giovanni Calafato ha fatto la stessa identica scelta, per non parlare di molti altri anche no, Ebbene,
Perché, dico, lei non l'ha fatto? Lo sa, dico, che Giuseppe Reggio Benvenuto ha avuto 13 anni e già da anni è un uomo che vive sotto protezione, con un nome diverso, vive in una città, in una località segreta, con la famiglia? La sua risposta è stata: probabilmente lui aveva di che cosa pentirsi e aveva cosa offrire allo Stato per collaborare. Lui all'epoca non aveva nulla da offrire, nel senso, io potevo dire all'epoca che avevo capito che i miei nemici erano Cosa Nostra, ma tutti sapevano chi era Cosa Nostra a Porto Empedocle, che era la famiglia Messina, che era la famiglia albanese, lo hanno detto Sì. tutti, 1000 processi lo hanno detto, che lui a quel tempo non aveva niente da offrire allo Stato. Aggiunge anche che per, come dire, coerenza, lui a quel tempo, non credendo nelle istituzioni, si era convinto di questo, non potevo collaborare con uno Stato che io non vedevo amico, che non lo vedevo capace di proteggere i suoi figli in difficoltà. Quindi non aveva nulla da offrire, ma ha raccontato che autorevolissimi magistrati sono andati più volte a trovarlo in cella e in particolare mi ha svelato, questo non è nell'intervista, ma posso qui tranquillamente dirlo perché tanto i nomi non li faccio, mi ha svelato che un magistrato in modo particolare gli ha chiesto di fare un nome, di dire, cioè se conoscesse come sembrava risultare da tabulati telefonici, eccetera, un certo personaggio politico. E Grassonelli ha detto: io non lo conosco. Stava barando, non stava barando, questo io non lo so, non sono né il suo avvocato né il suo confessore, sono soltanto un giornalista che ha fatto un'intervista ragionata da conoscitore, come io insomma mi reputo per aver lavorato in questa terra 14 anni, di quello che accadeva in quegli anni. Peraltro gli ho pure svelato, ma lui lo sapeva meglio di me, che spesso io mi sono trovato sul luogo del suo crimine immediatamente dopo che lui l'aveva appena commesso, e quindi in questo ruoli veramente contrapposti mi faceva un po' specie parlare con quello che ci aveva dato tanto lavoro anche a noi in questo senso. Quindi lui non aveva nulla da offrire oggi, Ecco, non avrebbe neanche, credo, molto da offrire neanche oggi, certo, perché sono passati infatti, tanti anni anche. pentirsi adesso non ha senso parlarne. E poi lui, scusami Angelo, sarebbe opportunistico. se ti interrompo, lui dice anche: se io domani dovessi ottenere un beneficio, vorrei che io lo ottenessi non perché ho collaborato, ma perché sono diventato quello che sono oggi. Cioè, ma voi credete veramente che quest'uomo possa rappresentare un pericolo per la collettività? Lo valuteranno i giudici, noi siamo soltanto dei giornalisti che raccolgono sfoghi e basta. Ha famiglia peraltro Giuseppe Grassonelli oppure è scapolo? Giuseppe Grassonelli ha una storia che lui la scrive, la tratteggia anche nel libro, molto molto particolare anche sotto questo profilo, che credo di non fargli torto se io la svelo. Giuseppe Grassonelli viene arrestato quando lui era appena diventato padre di 2 gemelli, cioè 2 bambini che avevano poco meno di 1 anno quando lui viene arrestato da una sua compagna tedesca. Questo lo posso dire perché lui lo dice nell'intervista. Lui affida questa sua compagna tedesca con i suoi 2 figlioletti gemelli a un amico e gli dice: andatevene via da questa terra, io non potrò mai più essere il tuo compagno perché mi aspetta il fine per mai e non potrò mai essere il padre di questi 2 bambini. E fa un discorso anche molto particolare sui figli e sul rapporto padre-figli. Dice: il padre non è solo generazionale, il padre deve coltivare il rapporto coi figli. Ebbene, questa sua compagna, seppur con una lama nel cuore, immagino, certo, va via, si rifà una vita in Germania, si risposa con un amico di Pippo Grassonelli. Ebbene, Pippo mi ha confidato di aver rivisto i suoi figli oggi che hanno 18-19 anni. Li ha rivisti ed è stato uno shock rivederli a colloquio in carcere. Certo. Ecco, quindi ti ho anche svelato, oggi è padre di 2 figli che si stanno facendo una loro vita lontana, come si sta facendo una vita lontana tutti i parenti, ahimè mi tocca dirlo, sembra un termine brutto, superstiti della famiglia Grassonelli. Sì. Perché Giuseppe Grassonelli conclude l'intervista dicendo: sa ciò che mi rende felice oggi?
mi rende felice sapere che dopo che io me ne sarò andato, tutti i Grassonelli che restano sono fuori da qualunque contesto criminale, da qualunque logica di appartenenza. Sono persone libere e pulite, da mia madre alle mie sorelle, ai miei fratelli. E questa insomma è una cosa che... Certo. Scusami se io insisto, ma Sì. è interessante. I figli sanno chi è stato il padre nel momento in cui lo incontrano in carcere? Gli è stato raccontato con le dovute cautele, credo che non sappiano proprio tutto fino in fondo, ma è chiaro che oggi hanno 19-20 anni e come si fa a non tacere a un figlio che il padre, il vero padre, è un ergastolano che non uscirà mai dal carcere? E poi ancora, rispetto alla sua risposta alla tua domanda, perché non pentirsi, perché non avrei nulla da aggiungere, da raccontare o da offrire come contropartita. Ne ho ricavato una riflessione, una impressione, ossia, ma allora è come se Grassonelli sostenesse che è più facile pentirsi per un killer, e la storia forse lo dimostra con Alfonso Falzone, altro pentito di Porto Empedocle, che invece pentirsi un mandante, un regista. Nel senso che il killer sa indicare il mandante, gli esecutori e la dinamica del delitto. Guarda, Il mandante invece no. Hai letto benissimo dentro le righe e anche oltre. Cioè, chi deve accusare lui? Lui è il mandante di se stesso. Lui, l'unica cosa che può svelare è una cosa che ormai 1000 altri pentiti e anche gli investigatori, senza bisogno dei pentiti, hanno capito. E cioè che lui a un certo punto si ritrova. A proposito, lui mi dice che il termine stidra, ve lo chiarisco per l'ennesima volta, non esiste, cioè la stidra non esiste, è un termine giornalistico. Per differenziarlo. Per la prima volta questo termine stidra, io ho fatto pure un'indagine per un mio lavoro editoriale che sto facendo a parte, non è questa la sede magari per parlarne, nei tempi sono maturi. Il termine stidra lo pronuncia per la prima volta Antonino Calderone. Sì. Lo pronuncia, ma con un riferimento che non c'entra nulla a quello che poi succede sul campo. Sì. E lo offre a un magistrato, il quale magistrato, riportandolo nell'interrogatorio, l'interrogatorio poi diventa, come spesso capita, finisce in mano a un giornalista, il quale per la prima volta lo conia questo termine. Ma lui dice, la stidra l'ho sentita da voi. Io semplicemente avevo un'alleanza. Sì, vi sono delle leggende, ad esempio Stigiari, perché la famiglia forse che ha fondato la Stigia, che sono stati i Panarisi di Raffadali, posati da Riina dopo l'omicidio di Colletti, il capomafia di Ribera, sono stati storicamente dei contadini che amavano dormire all'aperto nelle campagne, sotto le stelle, osservando le stelle. Da lì, secondo leggenda più o meno giornalistica, è stato coniato il termine gli Stigiari per indicare i Panarisi di Raffadali, con cui poi si sono alleati. Ed è una delle tante leggende. Le tante leggende. Io, guarda, vi rivelo che ho incontrato anche qualche tempo fa un collaboratore di giustizia agrigentino. L'ho incontrato in una località segreta, ovviamente, e a un certo punto, siccome anche lui è della Stigia, sempre tra virgolette, anche a lui io ho chiesto, dico, ma che cos'era questa Stigia? Lui dice, guarda, io l'ho sentita per la prima volta in carcere, cioè già lui quindi aveva fatto i suoi omicidi, era stato arrestato, e parlandone con uno anziano, mafioso anziano che era in carcere, gli chiesi, ma perché ci chiamano Stigiari? E lui disse, ma forse perché c'era uno di questi che ammazzava che aveva un tatuaggio a forma di stella. E dice, io mi sono guardato, ma io non ho nessun tatuaggio. Quindi per dirti, leggende ce ne sono tante. Io mi permetto di dire, Angelo, che faccio mia la tesi di Giuseppe Grassonelli, che non lo dice nell'intervista, ma mi ha raccontato a parte qual è la vera, non solo l'etimologia del termine, ma l'origine. E l'origine della Stigia bisogna risalire agli inizi degli anni 70. E guarda caso si ritorna sempre a Porto Empedocle. C'è una famiglia storica di Cosa Nostra che a un certo punto viene stigiata dalla famiglia capostipite di Cosa Nostra, e da lì dovrebbe nascere il termine Stigia, almeno nell'Agrigentino. Poi vai a Barrafranca e c'è la Madonna degli Stigiari. Ogni provincia pare che abbia la sua. Ma la cosa più sorprendente è che loro, cioè noi giornalisti li chiamavamo Stigiari, loro non lo sapevano. Quindi è abbastanza curiosa, no?
È come se tu, non lo so, chiami un calciatore e dici tu giochi nell'Inter, ma io non lo so, ma gioco nell'Inter, capisci? Con un paragone un po' assurdo. Interessante dunque lo speciale sul Fine Penapai su Canale 5, curato da Carmelo Sardo. Peraltro, dato che nel corso dell'odierna puntata di Tema Carmelo Sardo ha generosamente, e lo ringrazio, svelato anche dei particolari che travalicano i contenuti trasmessi su Canale 5 rispetto all'intervista con Giuseppe Grassonelli, magari sarebbe opportuno in futuro, più o meno a breve e medio termine, e io sarei in questo caso il primo acquirente, che Carmelo Sardo pubblicasse un libro intervista a Giuseppe Grassonelli, come ad esempio Saverio Lodato con Giovanni Brusca, il famoso "Ho ucciso Giovanni Falcone". Il mio è un invito che spero coglierai. Beh, adesso ci ragioniamo, ho tante idee per la testa e la materia prima non manca, però qui mi piace dire che in questo momento io sono rimasto letteralmente affascinato da sempre quel fascino aspro e selvaggio e morboso nella perenne disputa tra bene e male di questo romanzo di Giuseppe Grassonelli. È veramente una storia pazzesca. Io sono convinto che io ci sto lavorando su, nel senso che non avrebbe bisogno, ti assicuro, di molti interventi, però lui mi ha affidato, diciamo così, questo compito di immaginare di proporlo a una grande casa editrice, che so io come la mia casa editrice Mondadori, e allora magari io qua e là limo qualcosa e pennello, ma non il pennello dell'artista, perché è lungi da me, pennello in relazione alla sapienza dei miei editori, perché so come si approccerebbero a un romanzo di questo tipo, che è crudo, spietato, per come è giusto che sia, ma infine, credimi Angelo, carico perfino di grande umanità, come tutte le storie che partono dal male e finiscono nel bene. La storia di Giuseppe Grassonelli, questo romanzo che spero un giorno possa vedere la luce, perché veramente è un romanzo anche che insegna molto, che lui ha intitolato, penso di poterlo svelare, con un soprannome che aveva da ragazzino. Lo chiamavano Malerba. Il nome dice tutto. Certo. Giuseppe Grassonelli non nega di essere cresciuto a fare il delinquentello, lo dice anche nell'intervista. Io non ero uno stinco di santo, era la mia indole. Io ci facevo il meccanico, riparavo le vespe e dicevo: ma perché quello deve avere la vespa e io no? Dico: beh, cosa facevo? La rubavo. Dico: ma era un reato. Lo so, ma ero fatto così. Ho dovuto impiegare 30 anni della mia vita per poterlo capire, 30 anni e 20 di carcere per poterlo capire che quella vespa non andava rubata. Avevo 15 anni ed ero un delinquentello. Lo chiamavano Malerba e lui ha voluto dare questo titolo al romanzo, che spero che se un giorno dovesse vedere la luce possa conservare questo titolo. E ti aggiungo, c'è dentro anche un film molto forte, speriamo che lo vedano anche in questi termini e poi vedremo se l'intervista riusciremo a farne qualcosa di particolare, perché dura 1 ora e 20 l'intervista integrale. Sì, 1 ora e 20. Ne andrà in onda dopo TG5, vanno solo quei 5, 10, 15 minuti spezzettati in 3 servizi che ho curato io, con immagini anche d'epoca, e pensa, molte immagini sono di Teleacras, perché storico. Voi sapete che Canale 5 acquisisce anche immagini per le TV regionali e ha acquisito moltissime immagini all'epoca da Teleacras, certo. E in un delitto che io utilizzo, in un'immagine di un delitto, mi rivedo ancora io acerbo, capellone, acerbo cronista. Infatti il mio montatore, mentre montavamo il servizio di Grassonelli, fa: ma quello sei tu! Il famoso agente segreto. È il famoso agente segreto, come dice lui. Bene, si conclude così l'odierna puntata di Tema. Io ricordo che oggi, data della registrazione dell'odierna puntata di Tema, è il 21 settembre 2012, 22 anni dopo uno degli eventi più tristi della cronaca giudiziaria, sociale, nell'Agrigentino, l'omicidio di Rosario Livatino. Sì, è una mera coincidenza che noi stiamo registrando questa cosa oggi nel 22esimo anniversario di Livatino. È coincidenza nella coincidenza, non so se posso citarlo, ma insomma stiamo parlando a campo largo, ma sono soltanto coincidenze, per carità. Oggi ho anche appreso
di questo vergognoso attentato che ha subito Teleacras, un atto intimidatorio. Colgo l'occasione per dire una cosa che potrebbe apparire banale, insomma. Tutti gli atti intimidatori sono da condannare, sono deprecabili, da qualunque mano provengano e qualunque sia la persona che lo subisce, va da sé, cioè sfido io chiunque possa godere di un attentato di intimidazione. Ma permettetemi di dire che un atto intimidatorio nei confronti di chi fa informazione e si sforza quotidianamente di farlo, di tentare di farlo, in forma libera e autonoma, oltre che deprecabile, condannabile, è anche proprio riprovevole, disgustoso. Certo. E mi permetti di aggiungere una cosa, Angelo, io trovo, conoscendo Teleacras, conoscendo la realtà agrigentina e comunque siciliana più in genere, e avendo vissuto gli ultimi anni con un fermento di reazioni, io trovo che un atto intimidatorio nei confronti di chi fa informazione libera si rivela prima o poi un boomerang per chi lo compie. Perché, e sono sicuro che sarà così anche per Teleacras, perché quell'emittente, quella testata, reagirà con ancora più fermezza, certo, e durezza. Cioè non si può mettere a tacere una voce libera con un atto così vile. Io, ripeto, non conosco oggi le dinamiche agrigentine, quindi non mi sogno neanche di cercare di capire, quindi io lo dico al netto di chi abbia potuto farlo e soprattutto di quale sia lo scopo dell'intimidazione. Al netto di questo, da qualunque parte venga, massima solidarietà a Teleacras, agli editori, a tutti i dipendenti, e non lo dico perché oggi sono seduto qua, ma perché io conosco la storia di questa emittente, ci ho lavorato per 15 lunghi anni, mi sono formato qua dentro e insieme a tanti altri abbiamo formato Teleacras, e non sto a ripetere le solite cose che tutti conoscono. Quindi fammelo dire, che capiti nel giorno dell'anniversario dell'omicidio barbaro, vigliacco di Rosario Livatino, è chiaro che penso sia soltanto una mera coincidenza, però bisogna pure ragionarci nelle cose. Oggi, arrivando ad Agrigento, ho rivisto i telegiornali vostri, ho visto le cerimonie, anch'io quegli anni ne feci tante, ma io quello che oggi qui voglio ricordare in conclusione è quell'ora, un'ora credo che durò, in cui io e Angelo Incurvaia, storico operatore di questa emittente, che peraltro oggi compie gli anni. Ecco, e questo mi hai fregato la battuta nel dramma del ricordo, insomma, di un anniversario così tragico. Ricordo ancora quell'ora che abbiamo passato in quella scarpata di campagna, sì, brulla, di arbusti Arrivaste prima secchi. delle forze dell'ordine. Arrivavamo prima perché noi, ormai questo l'ho scritto in più riviste, avevamo questo aggeggio omicidiare, sì, che tu conosci, che si dice lo scanner, per intercettare. Mi ricordo che quella mattina gracchiava frasi concitate, incomprensibili. A un certo punto io afferrai tipo, ripeto, nota personalità. Chiamai subito il 113 e mi ricordo che quel giorno rispose un mio ex compagno di scuola, pensa quando si dicono le coincidenze, il quale mi urlò al telefono: Carmelo, non ti posso dire niente, corri sulla 640. A me bastò quello. Certo. Afferrai Angelino, gli ho detto: Angeli, prendi la telecamera, sarà successo qualcosa di grosso. Angelino mi rispose dicendo: ma oggi è il mio compleanno, lasciami in pace almeno oggi. Dico: no, ma questa forse è una cosa grossa. Andammo sul posto, trovammo veramente le prime volanti che arrivarono, 2 o 3 inutili ambulanze, e in fondo a questa scarpata non dimenticherò mai più quello che da lontano appariva come un puntino bianco in mezzo ai rami secchi della brulla campagna agrigentina. Scendemmo piano piano e quella macchionina bianca diventava un lenzuolo che non sembrava che coprisse un cadavere. Perché mi dispiace ricordare queste cose, ma ormai fanno parte della nostra storia, perché Livatino, il cadavere del povero Livatino, era con un braccio rattrappito, come a pararsi da uno dei colpi che gli spararono. E infatti questo lenzuolo era come se all'interno vi fosse una specie di bastone, perché era a forma, e in realtà era il braccio di Livatino rattrappito. E io ricordo quegli attimi che si sono veramente cristallizzati nella memoria di una vita, il pianto singhiozzante di Salvatore Cardinale, che è stato
sostituto procuratore prima di diventare presidente di tribunale e quindi molto amico di Livatino, piangeva perfino lo storico avvocato rivale di tante battaglie Marino, l'avvocato Marino, piangevano tutti quel giorno, l'ho visto anche piangere giovani poliziotti e tutti a ripetere una sola cosa, vigliacchi, perché sono stati dei vigliacchi a inseguire un uomo disarmato lungo quella scarpata, che si è ferito, ha perso una scarpa, scoprimmo dopo che si era fratturato perfino una caviglia, e lui che gli urlava in siciliano, da quello che raccontano poi i pentiti, da quello che raccontano, picciotti che vi ho fatto, gli urlava. Adesso vabbè, non è inutile ricordare cose certo. 22 anni dopo, però voglio dire una cosa su Livatino e concludo. Ho parlato recentemente con un magistrato e parlavamo della sentenza passata in giudicato sull'omicidio Livatino. Ebbene, io ho letto tutti i verbali, tutti, una montagna di carte, dei pentiti che parlano del delitto Livatino. Io stasera non cerco scoop, non cerco glorie, ma voglio insinuare un lieve sospetto dopo aver letto tutte queste carte. E siccome anche oggi ho sentito un magistrato intervistato in occasione dell'anniversario di Livatino dire che la giustizia ha fatto il suo corso, è vero, sono stati condannati tutti i killer, sono stati condannati, dicono le sentenze, tutti i mandanti, il delitto è stato attribuito alla Stidra. Ma siamo sicuri che tutti i pentiti dicano tutti la stessa cosa? Mi piacerebbe un giorno se ci fosse un magistrato che avesse un po' di tempo e rileggesse alcune dichiarazioni dei pentiti, come le ho lette io, forse si potrebbe interrogare su un livello lievemente superiore ai mandanti alla Stidra. Attenzione, non cito politica, non c'entra nulla, attenzione, un livello immediatamente superiore. Siamo sicuri che Cosa Nostra è rimasta veramente fuori da questo delitto? Ebbene, questo magistrato un giorno con cui facemmo questo ragionamento mi disse, ma sai, quando viene passata in giudicato una sentenza, fine pena mai in questo caso, nel caso di Ribadire, non conviene a nessuno andare a rimescolare le carte. Ci sono i killer, ci sono i mandanti, sì, tutti condannati, chiudiamo il caso così. Io non credo che il caso Livatino sia un caso chiuso con quella sentenza. E la strage di Via D'Amelio insegna. E la strage di Via D'Amelio, per altri versi, certo, per no, molti il senso della revisione in Cassazione insegna. Ripeto, io l'ho detto prima, qui non c'entra, io non voglio adombrare sospetti su classe politica, assolutamente no. Il mio sospetto è, siamo sicuri che Cosa Nostra non c'entri nulla col delitto Livatino? Io qualche dubbio lo avrei, ma non perché ho letto un po' di carte, ho letto un po' di verbali. Solo questo. Bene, grazie Carmelo Sardo, grazie davvero. Io ringrazio Carmelo Sardo per essere stato ospite di Tema dello studio di Teleacras. Ringrazio anche voi, gentili telespettatori, per la cortese attenzione. Arrivederci ad una prossima puntata di Tema.